L'alba dello svelamento e la rivocazione storica della traslazione del Santissimo Crocifisso dal Castello Chiaramonte al Santuario di Siculiana, un evento che si è svolto lo scorso 27 aprile. La prima sede di culto del Santissimo Crocifisso, infatti, fu proprio la piccola cappella di San Lorenzo all'interno del Castello Chiaramonte di Siculiana e l'iniziativa ha inteso proprio rievocare quella traslazione. Il programma previsto alle ore 6 il raduno dei fedeli presso il santuario del Santissimo Crocifisso e cammino verso il Castello Chiaramonte. Dalle 6:30 in poi alle 10 si è potuto visitare il simulacro del Santissimo Crocifisso, che è partito il corteo processionato con il simulacro dal castello al santuario alle 11 quindi dello scorso 27 aprile presso il santuario solenne della celebrazione eucaristica presieduta da Dorrino Lauricella, direttore dell'ufficio liturgico dell'arcidiocesi di Agrigento. L'annuncio della transazione è stato dato dall'arciprete Don Mario Giuseppe Carbone, dal sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito e dal comitato promotore della manifestazione. L'evento è stato organizzato dal Comune di Siculiana, dall'unità pastorale del paese, dal Comitato del Santissimo Crocifisso e dell'ATS Siculiana Turistica. Quindi alle 3 del mattino ha lasciato il santuario di Siculiana per salire poco più sopra il Castello Chiaramonte ed è stato adagiato sul sacrario dell'antichissima chiesa di Quindi alle 3 del mattino ha lasciato il santuario di Siculiana per salire poco più sopra il Castello Chiaramonte ed è stato adagiato sul sacrario dell'antichissima chiesa di San Lorenzo, prima sede di culto del Santissimo Crocifisso. Alle ore 11 il sito dello svelamento, dopodiché in processione è ritornato al santuario.